Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Max Payne 3. Bene, facciamo un piccolo riassunto di tutto quello che è accaduto all'interno della puntata precedente. Praticamente ci ritroviamo all'interno di questo fantastico Madison Square Garden ambientato a San Paolo, in Brasile, un po' improbabile però ci assomiglia davvero molto, e ci ritroviamo a coprire il nostro avversario dopo aver attraversato tutti gli spogliatoi con in mano un uzo e una pistola, adesso utilizzando una modalità più furtiva che attiva. Quindi vediamo un po' di coprire il nostro avversario con una modalità che non ci appartiene, imbracciando questo fantastico Barrett calibro 50. Wow, ecco che continuano a scendere questi colombiani dalla loro postazione di partenza, e anche un po' di sniper V2 ci sta. Guardate qua che figo questo proiettile che arriva direttamente al nostro avversario. Infatti altri 3 scalini, amico mio, attenzione, ecco il nostro Elvis Presley che continua a correre, nasconditi perché non credo che sarai più tanto fortunato. Ecco, guardate questo colombiano, wow, ecco il proiettile in tutta la sua integrità che gli fa un bel buchetto nel sederino al nostro amico. Vai avanti, Yoka DB, fighissimo. Ci sono anche gli sponsor. Abbassati, bene, vediamo un po' chi troviamo qua. 2 in cima alle gradinate, io ne vedo uno solo, merda. Ok, forse l'altro dall'altro lato, benissimo. Ok, dall'altra parte della recinzione infatti, a detta di questo brutto stronzo, ha attraversato anche il paletto di ferro. Wow, il Barrett è davvero potentissimo come fucile. Non so circa 2 episodi fa come ha fatto a non farci saltare un braccio. Vai, 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 corri amico mio, attento a non cadere dalle scale perché mi sembri un po' scordinato. Attenzione, ehi, 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 chi è che spara? Vediamo, fermati. Est. Wow, ecco il primo. Merda, mi stanno avvicinando in testa. Un altro. Wow. Bella, gli abbiamo fatto saltare il calpellino. Dall'altro lato vedo questo qua, questo gorilla dall'altra parte. Eccone un altro. Merda. Merda. Ok. Perfetto, l'abbiamo ammazzato. Ma non so, hanno giubbettanti proiettili. Come fa un proiettile del genere a spaccarlo in due? Bah, sarà davvero potentissimo. Infatti mi meraviglio sempre più come abbiamo fatto a non morire nel capitolo precedente. Oh mio Dio. Crepa. Qua chi c'è? Quest'altro pezzettino di merda. Calmati amico mio, lo so che hai sudato freddo, però ecco, grazie. Pollice in su. Sali, sali, sali. Bene. Vediamo. Ci credo che la sta brutta. Damn, bro. That wasn't fun. Listen to me, you head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I Svignarcela. guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. Bit late for a plan, pal. Oh mio Dio. Chi è? Un altro I got another cecchino? sniper on me. So let me deal with this Con la guy pistola first. vogliamo abbattere un Alright, bro. cecchino. Questo I'm mi moving sembra un too. po' Stay in improbabile. touch. Vediamo. Ah, bene, scendiamo, credevo da lassù. Ok, vai Max, corri. Bene, 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 andiamo. Vi ricordo che siamo sempre senza un braccio, anche se lo utilizziamo perfettamente. Merda, vediamo dov'è. Attenzione al laser, è l'unico metodo per individuarlo. Attento. Allora, probabilmente, ecco, lo sapevo, stava all'impazzata. Mamma mia, la Matrix con la sua camicetta di seta. Vediamo un po'. Con calma Max, non sei più un giovincello, hai la tua età, quindi stai calmo. Una bella beretta in mano. Siamo riusciti a superarlo. Un po' di sudore in testa. Ok, calma. Hai il caricatore di fuori Max. Ti ricordo che lo devi entrare tutto per dentro. Vediamo, ma dove siamo? Forse nella stanza dei dirigenti. Vediamo, andiamo piano piano avanti. Vediamo. Ci credo. Place was like Fort Knox. Hey, Passos. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Merda. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops, military, I don't know. They can handle weapons. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held. Ottima, l'informazione che cercavamo. River. Aio. Jesus, they've shot him. Faresti meglio a svignartela, amico There mio. goes the money. Now we've lost the wife and $3 million. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right.
Missione fallita, ragazzi. Dobbiamo Get out of scappare. this place. Take care of that guy in the IG tower. I'll meet you at the chopper. Va bene. I'm gonna make a run for the light rig. Ok. I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Allora ragazzi, ci ritroviamo all'interno di una situazione abbastanza stramba, ovvero il nostro Max si ritrova a scontrarsi contro un cecchino alto circa 20 metri con un bel Barrett e noi disponiamo solo di una piccola pistolina, un braccio fuori uso, la voglia insaziabile di qualche antidolorifico che non possiamo bere, anzi ingerire perché non disponiamo del nostro caro Alcol Kong. Abbiamo perso 3 milioni di dollari e la nostra Fabiana, quindi situazione migliore non c'è. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare perché ci ritroviamo in una brutta situazione. Intanto il nostro Max sempre con col suo piccolo auricolare, ecco uno stronzetto che avanza con il mitra, sempre... Ah, due sono, bene, attendiamo nel caso ci fosse qualcun altro, uno stronzone lassù. Io direi di utilizzare la modalità alla Matrix, eccola qui, facciamo fuori, mezz'ora di metro, ok, giù, via, via, uccidiamo l'altro, bene, wow, ce l'abbiamo fatta, però ancora vivo, bene, un colpo diretto in testa, però credo che non possiamo uccidere lo stronzone lassù con la nostra pistolina, sarà bello trincerato, quindi andiamo avanti, corri Max, ti ammazza, via, no, alzati, via, noi abbiamo dato una capocciata sullo scalino. Ricarichiamo che questi probabilmente avranno... Muzzo, ottimo, Luzzo. No, la pistola lasciala perché... Ah, ce l'abbiamo, bene, quella era un'altra pistolina. Andiamo, sempre con calma. Meno male che mi sono fermato. Ecco uno stronzo che sta arrivando, spariamo all'impazzata alla cieca, ragazzi, in questa posizione non abbiamo antidolorifici. Gli abbiamo fatto saltare il cappellino. Ehi, dove credi di andare tu? Stronzetto, baffetto. Guardate quest'altro gorilla che si avvicina, tutto muscoloide. Andiamo. No, ai, ma perché me lo dimentico sempre? Andiamo, carichiamo, anzi no, la pistolina la voglio lasciare, ma perché per sempre questi ultimi a terra? Ok, There was only one way up there. c'era solo un modo per salire, la scala antincendio, andiamo con la manetta. Believe me, I ain't gonna drag this out. Sì, nascondiamoci, mamma mia ragazzi. E adesso dobbiamo sperare solo con sulla nostra precisione da cecchini alla cieca. Vediamo un po'. Intuito, 25 nemici uccidi sparando alla cecchina. Bene, se quest'altro possiamo ammazzarlo e fare 26. Tanto il nostro Max è sempre un gentiluomo, guardate con il Rolex alla mano. Io non lo metterei là il Rolex perché potremmo perderlo. Wow, l'abbiamo colpito direttamente in testa. E adesso ci nascondiamo da questo lato, attendiamo che il gorilla esca e lo facciamo fuori con un bel colpo alla testa. Vediamo se esce. Bene, carichiamo, andiamo avanti. Ok, abbiamo i piedi un po' insanguinati, guardate un po', il sangue ci arriva alle ginocchia, però possiamo ancora continuare. Benissimo, mettiamoci questa volta gli uzi alla mano perché ispirano di più. Allora, ok, guardate che figa San Paolo ragazzi, mamma mia, questo è il Madison Square Garden, possiamo salire. We'd half destroyed Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never Worship. showed up. Bene. But things had a habit of only making Sali, sense sali. to me. Looking like run Mio out of Dio! time to fix them. Guardate gli stronzoni! Merda! Bella, l'abbiamo ammazzati. Ricarichiamo. Attenzione ragazzi, pericoloso qui. I see you. You're right on top of him. Jump the railing. This is a bad Dobbiamo scavalcare la idea. recinzione. Ci credo che abbiamo effettuato il checkpoint. Mamma mia dell'azione del nostro Max. Attenzione. Ops, non è uno scivolo dell'acquapark. Attento. Mamma mia. Bella, guardate un po'. Mi ero dimenticato che c'era il cecchino qua su. Forza. Crepa. Dopo l'abbiamo trivellato. Lo scarico tutto il caricatore. Non mi interessa niente. Bella Max con il nostro fantastico Rolex alla mano. Luzzo in mano e finalmente il nemico a terra. Fantastico. Allora, vediamo un po'. Che faremo adesso? Dobbiamo andare all'elicottero. Comunque è una fantastica missione. Ed ecco l'incontro. I know. You know how to make an entrance, bro. Now let's get the hell out of here. Via via, infatti. Salite, forza. Ah, eccolo l'elicottero. Ce l'abbiamo fatta. Fantastico. Ok. Saliamo. Apri Max, forza. Siamo quasi distrutti ragazzi, trivellati completamente di colpi. Ci hanno fatti a pezzi. Adesso ci aspetta solo una bella bottiglia, una cassetta di birre del nostro Whisky Kong. Oi, che cosa sta? Non stavo guardando lo schermo. Che è? Un razzo? Un RPG.
Ma non credo che ce la farà, infatti, mi tiene la bada. Chi è questo cieco qua? Dave Occhio At least we know where she Morto. is. Yeah. Fantastic. Another good day's work. Già. Trouble seems to find us, Max. Sure, trouble finds us the same way you found me, slumped in a bar, drunk on Guardate che figa questa self-pity. musica. I'd been sitting at the bar for 3 capitolo hours, 4. or about 5 years, depending on how you looked at things. Con la I solita tried not to giacca. look at things. Nuovamente I tried not to all'interno think di un about nuovo when it was flashback, that my ragazzi. existence Pilloline became sempre. less Ah. about the things that make up people's lives and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. La solita rissa del sabato sera. These Guarda che pricks sono have been fighi questi annoying me for stronzetti. days. They were Ce l'hanno typical con noi? Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony. His dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line them up, line them up, line them up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously? I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, out of here, old man. It's a nice echo. You gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say? Very funny, old man. snapping it up, Very snapping it up. fucking This funny. guy's hilarious. Stanno sulle has been scatole, washed ragazzi. up all Non cops. vedo You go l'ora di on uscire la TV, pistola e sparargli in tell testa a some tutti e jokes tre. about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old Ai, lady? Oh. ai, gli hanno toccato How qualche you cosa got involved di with prezioso. killers. I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. Bravo, Max. Chump. You Hey, disrespect fucking my guys. family. You ain't got the right. Hey, you don't take that from this punk, Tony. I ain't taking nothing from him God hasn't already deprived them of. But I might start anytime. Ma che Say vuoi? sorry. Chi è dietro? Avete visto, ragazzi? C'è dietro uno alla Motherfucker, porta. Say you are sorry. Say you're fucking Now look sorry, away from me. you Look away fucking from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop cunt. Don't act clever. Got him right I will between blow the- your Look at brains him. all over this Fuck this counter, every motherfucker. fucking where. Come on, Tony, calm down. Don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put the Shut gun the fuck down, up. son! Who the fuck is this? Put the gun down now! Ah, il ragazzo che ci ha salvato prima la vita al Madison Square Now Garden. get the fuck out of here before you get shot! I got you. Who the fuck are you? I got you. Don't worry about it. Fuck. Go on! I got Fuck your off! face. You coming back for you, Yeah. you fuck. I look I forward got to your it. Quella dei colpi di facco che si sentono. Stay right here. You don't know who you're fucking with. Yeah, whatever. Max fucking Payne! How you doing, man? I'm doing about as good as I look. You don't remember me? Pasos. How Pasos? Come on, we went to the academy together, man. Memoria You don't remember? troppo antica quella del It's nostro going Max. back a long way, French. I spent 5 years on the beat in the Bronx, working homicide. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from, all over. Ah, that's great. Travel, see the world. Yeah, keeps me busy. I take care of people, you know, proper bodyguarding. Hey, I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well, why don't you drive on off back into the sunset there, Pesos? It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Non si rifiuta mai un nuovo whisky. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right, 2 more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of liked the guy. Hey, another round, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saúde. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? Saúde! Ai, You faggot still got something to say to me? hanno Yeah, chiamato rinforzi. fuck off. I don't like spicks who tell me to fuck off. Well, good for you. Now fuck off. Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick, asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you, you spray tan Guido douche. Girl sure had balls.
I had to give her that. Mannaggia, non avevo la mano nel mouse. Why I did it. Guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead Oddio, in un'altra that sparatoria, town. ragazzi. Ed eccoci all'interno di un nuovo checkpoint. Abbiamo iniziato una fantastica rissa nel bar. Non avevo neanche la mano sul mouse. Non mi aspettavo che gli sparasse Max. Comunque, vivremo questa fantastica sfida all'interno di questo bar, all'interno dei prossimi gameplay. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti, ragazzi.